Una mostra collettiva di pittura a cura di Lia Piruzza e presentazione del libro Nel segno di Damarete di Adriana Acono si svolgerà a Montallegro dal 20 al 23 agosto 2025 alle ore 21. Sarà un viaggio tra arte e letteratura nel cuore del paesino agrigentino. Giorno 20, 21 e 22 nella sala multimediale esporranno i pittori Gaetano Gangarrossa, Lia Piruzza, Patrizia Di Natale, Gerlando Meli, Amber Steenkamp. La serata conclusiva, prevista per il giorno 23 agosto alle ore 21, con la presentazione del quadro di Lia Piruzza e del libro Nel segno di Damarete di Adriana Iacono. Damarete, principessa agrigentina e regina di Siracusa, considerata la prima donna nella storia a essersi battuta per i diritti minori. Durante l'evento verranno presentati il romanzo storico Nel segno di Damarete di Adriana Iacono, che intreccia memoria storica e sensibilità moderna, dando una nuova vita a una protagonista da troppo tempo dimenticata. L'opera pittorica di Lia Piruzza, artista profondamente attenta alla rappresentazione dell'universo femminile, che con il suo quadro dedicato a Damarete restituisce un ritratto dell'anima, ponte visivo tra passato e presente. Alla serata interverranno il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, che porterà il suo saluto istituzionale e una riflessione sull'eredità di Damarete, il sindaco di Montallegro Giovanni Cirillo, a sostegno del valore dell'arte e della creatività territoriale, Giusy Costanza, che dialogherà con l'autrice Adriana Iacono, e l'attrice Chiara Peritore, che darà voce a Damarete leggendo alcuni brani scelti dal romanzo. Un riconoscimento speciale andrà a Lia Piruzza e a Franco Milisenda, ideatori del progetto su Damarete. L'incontro si svolgerà sul palco allestito in Viale della Vittoria, nel centro del paese di Montallegro, in un contesto suggestivo e carico di significato, per celebrare una figura storica che continua a ispirare nei secoli.